cosa sei? Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il caporedattore e firma del giornale Vittorio Macioce, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Vittorio? Sono qui, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i radioascoltatori, è un piacere stare qui con te a chiacchierare. È il verbo adeguato per quello che faremo, nel senso anche proprio migliore del termine. Anzitutto, benvenuto su Radio Libertà. La introdurrei così, la nostra appunto chiacchierata, no? Questa è stata la settimana di un affair, più che altro di uno psicodramma che a livello di contenuto è, come dire, tutto interno alla bolla del bel mondo, se vuoi, da un certo punto di vista, che però poi è quella che fa dibattito, che crea i casi o che inventa i casi, e quindi insomma e soprattutto questo affair scomoda delle cosine a cui credo né io né te rinunciamo facilmente, tra cui la libertà d'opinione, diciamo, ecco, tanto per semplificare. Il caso ovviamente è quello dell'editore Passaggio al Bosco e della rivolta degli interlop pseudotali contro la presenza dello stand più liberi, di questo editore, diciamo, sicuramente catalogabile come di estrema destra, no? Ecco, questo lo possiamo dire in senso tecnico, diciamo, avalutativo. Però c'è stata appunto la rivolta, l'appello degli 80 indignados. Ieri Christian Raimo ha fatto una petizione dicendo che insomma non si dovrà mai più ripetere una cosa del genere. Io volevo iniziare chiedendoti, a livello proprio del dibattito pubblico, cosa significa questo scandalo montato, insomma questa rivolta contro la presenza di questo editore, a tuo giudizio, cosa ci dice dei nostri tempi? Ma ci dice che stiamo perdendo alcuni elementi fondamentali della civiltà liberal democratica, perché questo secondo me è il discorso poi centrale. Cosa vuol dire liberal democrazia? Con tutti i suoi difetti. La liberal democrazia è, per quanto mi riguarda, la civiltà che ha creato l'Occidente, cioè l'Europa e gli Stati Uniti. È stato un percorso tutt'altro che facile, è stato un lungo percorso cominciato, se vogliamo, in maniera scritta con la prima Costituzione scritta della storia, è quella degli Stati Uniti d'America. Certo. Quindi è la Costituzione di 13 colonie, in cui la Costituzione, a un certo punto ci sono 10 emendamenti scritti da Madison, che è un grande intellettuale, oltre che un rivoluzionario. In questi 10 emendamenti si cerca di definire quali sono i diritti inalienabili dell'umanità. E il primo è quello che ha a che fare con la libertà di espressione del pensiero. Ora, cosa è successo a Roma? Che c'è un editore che, a me, lo dico sinceramente, non credo di condividere nulla di quello che pubblica, però questo editore viene messo all'indice perché definito nazista. Ora, chi è che definisce un altro nazista? In che modo si definisce un altro nazista? Innanzitutto io credo che se uno è nazista lo è anche per gli atti che fa, per le azioni che fa. E a quel punto quelle azioni dovrebbero essere portate davanti ad un tribunale. Serve un processo, un libero processo, e un giusto processo, con un'accusa e una difesa, con 3 gradi di giudizio, dove questo editore può difendersi. E invece cosa è successo? È successo che una masnada di 80 persone ha cominciato a gridare: voi no, voi siete indegni, voi dovete sparire. Ha chiamato la morte sociale di queste persone. E a mio avviso questa è una forma di linciaggio.
cioè 80 persone, come accadeva appunto, abbiamo visto tutti i film western dove veniva preso il lato di cavalli, portato all'albero più vicino e applicata quella che si chiama appunto la legge di Lynch, perché lo mettono nell'albero e mettono un cappio al collo e lo fanno fuori. Ora uno può dire, beh, non è la stessa cosa perché non ci sono azioni penali e non ci sono cappi al collo fisici, però culturalmente l'azione è molto molto simile, è la stessa, e culturalmente questo è stato un linciaggio. Io la vedo così. Cioè, tra l'altro hai anche scritto oggi un commento Sì. sul giornale proprio improntato su quest'idea del linciaggio culturale, che mi affascina, e infatti a ruota della quale ti chiedo, qui c'è anche c'è un paradosso per cui degli intellettuali si approcciano in modo, a mio giudizio, folle all'oggetto libro, no? Nel senso che io direi che io non vedo diciamo problematiche nemmeno a pubblicare il Mein Kampf, anzi credo sia un documento interessantissimo da studiare per capire la genesi, no, di una tragedia immane, o anche i documenti di Stalin, no? Ti fermo un attimo. Io ho studiato scienze politiche alla LUISS negli anni, alla fine del 1987 fino Sì. agli anni 90. Nel corso di uno degli esami che ho fatto ho studiato il Mein Kampf, ma non per esaltare, cioè adesso i miei professori non avevano proprio nulla di nazista, erano tutti sostenitori della società aperta in anni in cui la società aperta se ne parlava poco. Perché ho studiato il Mein Kampf? Poco e male, tra l'altro. Poco e male. Io ho letto il Mein Kampf ed è stato un bene, perché mi ha fatto talmente schifo e era anche abbastanza ridicolo quel libro, certo, che mi sono detto, ma com'è possibile che tanta gente è andata dietro a queste farneticazioni? Cioè, non può. Il Mein Kampf va studiato anche per capire cosa c'è nel pensiero totalitario nazista e come nasce, come si sviluppa un pensiero totalitario. Non è che se tu chiudi gli occhi e dici non voglio vedere, riesci più facilmente a difenderti dal pensiero totalitario. Anzi, è meglio se lo conosci. Certo. Ma su questo, allora, sul totalitarismo ti volevo chiedere, premesso che io e te condividiamo questa impostazione, diciamo, libertaria, per cui il libro in sé non è mai, come dire, una qualcosa da censurare. Però loro signori portano avanti anche un certo doppiopesismo, nel senso che tra le case editrici che si sono ribellate alla presenza di Passaggio al Bosco, ce n'è anche una che pubblica libri di Stalin. Allora mi viene da dire, siamo sempre di fronte all'eterno doppiopesismo sul Novecento, sull'esperienza totalitaria, su totalitarismi di serie A e totalitarismi di serie B? Siamo ancora lì? Allora, io lì credo che ci sia un approccio ben chiaro di persone che ritengono che il loro pensiero sia un pensiero, sia la verità, sia il bene. Anche Stalin per loro è il bene. In realtà ci parlo con alcuni di questi qua, mi dicono Stalin ha fatto anche cose buone. Io chiaramente voglio pubblicare opere su Stalin e voglio pubblicare anche libri su Stalin. Mi interessa molto quello che ha fatto Stalin, perché è un personaggio molto interessante per capire anche la metamorfosi che è avvenuta dopo la rivoluzione sovietica in Russia, anche per capire le differenze che ci sono tra Lenin, Trotsky e Stalin. E ti dico anche una cosa, a me Stalin non piace per niente, ma lo sai che Trotsky potrebbe essere ancora più pericoloso? Per dire. Quindi voglio anche capire, io sia come giornalista e anche come intellettuale cerco da una vita di capire come muore la libertà. Cerco anche di capire come nella società cominciano ad aprirsi dei demoni che arrivano e che buttano giù tutto.
da lì parte per esempio la mia enorme paura per le masse. Io ho paura delle masse perché le masse quando si muovono seguono sempre un'onda e quell'onda non ha un pensiero critico. È un po' quello che accade nella fattoria degli animali quando certo. Si comincia a dire 4 gambe buone e 2 gambe cattive e tutti seguono questo ritornello e non c'è nessuno che in un momento di difficoltà si ferma un attimo e dice guarda non esiste soltanto il bianco e il nero, lo 0 e l'1, non c'è soltanto un pensiero binario, ma c'è un pensiero quantico che è l'unico che ti garantisce la libertà, perché tra lo 0 e l'1 ci sono infinite possibilità. Ecco, io penso che quelli che oggi parlano troppo spesso di antifascismo, prima di tutto stanno rovinando ciò che è stato l'antifascismo, qualcosa di surreale e di ridicolo. E su questo poi, se vuoi, ci torneremo. Ma soprattutto stanno ottenendo delle posizioni virtualmente totalitarie, che a me preoccupano molto, perché si arrogano il diritto da probiviri di decidere chi sono i vivi e i morti. Sono un collettivo, perché loro usano spesso la parola collettivo, e il collettivo a me fa tremare perché il collettivo nella storia normalmente sono un tot di persone, in questo caso 80, ma pensano e pretendono di rappresentare tutta l'umanità. E allora capisci che se un gruppo di persone pretende di rappresentare tutta l'umanità, hai una vocazione totalitaria. E a me questo spaventa tantissimo, perché a me interessa di tutelare la minoranza delle minoranze, che alla fine è l'individuo. Certo. Quello che va in direzione ostinata e contraria. Anche perché rispetto alla giusta avvertenza sulla massa e massificazione che facevi tu, adesso secondo me siamo forse di fronte a un fenomeno ulteriore che è anche di paradossale, cioè c'è una sorta di massificazione della classe intellettuale, cioè quella che dovrebbe essere un'elite in realtà è la più massificata, come dirti, è conformista di tutti, no? Sì, è così perché il loro obiettivo è un altro. A me questo io non voglio fare quello che dà lezione agli altri, però se come intellettuale il tuo unico obiettivo è quello di fare like, sei già massificato, no? Se il gioco è quello di ottenere il più possibile un mi piace, come intellettuale stai cambiando completamente il ruolo dell'intellettuale. Probabilmente anche in passato c'erano intellettuali che volevano essere applauditi ovunque, ma forse l'applauso ti arrivava poi alla fine del caffè. Sì, c'erano le pietanze prima, diciamo. Normalmente non erano questi grandi intellettuali che avevano questa forma di narcisismo. Quindi se il tuo obiettivo è quello di avere più pubblico possibile, probabilmente il tuo lavoro intellettuale è un lavoro che si abbassa di qualità, perché vuoi essere amato e applaudito da tutti, e questo spesso porta a fare la cosa più facile, più semplice. Noi abbiamo un problema da questo punto di vista. Abbiamo anche un problema di lettori, perché anche la lettura il livello del lettore si è molto abbassata. Oggi credo che nessuno potrebbe, siamo pochi che potrebbero leggere il pasticciaccio brutto di Via Merulana di Gadda, che per me è un romanzo fantastico, ma credo che se lo porti a una casa editrice oggi te lo rispedisce, innanzitutto dice ma non è finito. Sì. In che lingua l'hai scritto? Sì, in che lingua l'hai scritto? Sì, è vero. Quindi capisci che qualche problema c'è da questo punto di vista, e infatti
devo dirti una cosa che mi preoccupa, è che io in questi discorsi che si fanno ai saloni del libro vedo anche una certa ignoranza dal punto di vista della cultura, della filosofia politica e della scienza della politica. Molto rispetto, perché alcuni di questi hanno anche un talento. Faccio un esempio su tutti. Zero Calcare sicuramente come artista del fumetto è un ragazzo di talento, però è uno che ha studiato la politica, cioè il pensiero della filosofia politica nei centri sociali, e un po' si vede, non soltanto per la natura ideologica, perché magari non so se ha letto Sartori, non so se conosce esattamente cos'è la democrazia. Io vedo proprio un'ignoranza, a volte ho proprio problemi a parlare con questi qui, perché ne vedo la carenza delle basi culturali. Chiaro. Ci fermiamo per una sorta di lavoro non intellettuale ma commerciale, ma sono solo 30 secondi di spot. Vai. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci con Vittorio Macioce, caporedattore firma del giornale, con cui stiamo parlando dell'affaire Passaggio al Bosco. Tra l'altro tu hai nominato Zero Calcare, che ha sostanzialmente detto io non vengo se ci sono loro. Questa in sintesi è stata la sua argomentazione, perché come dicevi tu a volte c'è anche una carenza argomentativa. Allora mi veniva da chiederti, noi non siamo di fronte anche, diciamo, a una involuzione della sinistra storica? Ti cito due che sicuramente sono catalogabili di sinistra, due intellettuali come Luciano Canfora e Massimo Cacciari, che in queste ore hanno detto che questa protesta sostanzialmente è una ridicola cosa da salotto solo per avere qualche titolo sui giornali. Ecco, rispetto a quella sinistra lì non siamo di fronte a un'involuzione anche preoccupante, no? Perché l'altra parte è utile, no? Che abbia delle istanze da porre, e invece qui secondo me siamo di fronte a un'involuzione abbastanza palese. Sì, perché la sinistra si è affidata negli ultimi decenni molto di più ad avere come maestri del pensiero, come si diceva una volta, attori, cantanti, gente dello spettacolo, che va benissimo per quello che fanno per il loro lavoro, ma che non hanno nulla a che fare con il pensiero politico. E non solo politico. La realtà è che questi qua si stanno vestendo da intellettuali, ma non sono intellettuali, fanno un altro mestiere, e lo fanno anche con la pretesa e la presunzione di dire, siccome siamo dei bravi cantanti, ci possiamo permettere di fare anche teorie filosofiche. Il problema è che anche come cantanti non sono poi così grandi intellettuali. Un po' anche Bob Dylan resta un intellettuale anche, ma lo senti in quello che c'è nel suo lavoro. Qui mi sembra che c'è invece una moda nel rincorrere. Io a volte ho l'impressione che nel dichiararsi in maniera ostentata antifascista ci sia non soltanto una forma di qualunquismo, ma anche una sottovalutazione di ciò che è stato realmente antifascismo. Ci vuole un po' per dirsi antifascista devi avere il coraggio di pensare ciò che sono stati antifascisti sotto un regime come quello fascista, cosa vuol dire vivere sotto un regime,
non soltanto per quelli che sono stati uccisi, poi messi in carcere dal fascismo, quindi da Matteotti ai fratelli Rosselli, a Dubetti, a Gramsci, posso fare tutti i nomi che comunque sono, siccome te li ricordi, sono pochi. Certo. Ma non pochi perché i fascisti sono buoni, pochi perché ci vogliono le palle per contrastare il fascismo in quel modo. Poi sono tutti quelli che sono andati a Sconfino, e poi ci sono tutti quelli di cui neanche sappiamo i nomi, che semplicemente si sono rifiutati di prendere la tessera fascista, magari in qualche paesino dell'Appennino, e perché siccome hanno fatto quel rifiuto non lavoravano. Certo. Già lì ci voleva una discreta quantità di palle, già solo a fare questo. Ci volevano tante palle per fare quello, perché immagina oggi uno che dice io per le mie idee rinuncio a lavorare. Non è così scontato. E oggi invece tanti fanno gli eroi a tempo perso, si sentono sinceramente come se stanno combattendo un regime e dicono guarda quanto sono figo io che combatto questo regime della Meloni, sono così figo che combatto il regime in radio e in televisione, magari anche nella televisione di Stato. Vado lì alla televisione di Stato e faccio l'eroe antifascista contro questo regime tremendo. Capisci, la situazione è quasi ridicola, no? Siamo all'ossimoro, diciamo, siamo all'ossimoro. Sì. E per questo ti paragoni a Matteotti, cioè pensi di essere Matteotti perché stai andando a contrastare il regime, ma se arrivasse davvero il regime non è detto che arriva alla destra, perché questo è anche un sospetto che comincio ad avere. Ma quanti di questi qua sarebbero disposti ad andare realmente in montagna? Io questa domanda la faccio anche per me. Sarei stato capace io di essere antifascista? Mi piacerebbe tanto, perché vorrei dire che anch'io quanto sono figo. In realtà non lo so, perché non l'ho mai provato. Una cosa che posso dire è che a volte è stato più difficile stare al giornale che in altri giornali, a livello di prezzo da pagare, di discredito. E quindi non so se sarei stato capace di fare antifascista sotto il regime fascista, ma mi chiedo se tanti di questi qui che oggi si sentono eroi sotto il regime meloniano avrebbero avuto il coraggio di dire no, io la tessera fascista non la prendo. Questa è una domanda interessante. Giriamo a tutti gli 80, diciamo, in questione. Loro direbbero chiaramente, ma certo, no? Noi ci avremmo fatti fucilare tutti quanti. Quindi, certo. Diciamo che un eroismo facile, ecco, l'eroismo dei like. Il problema è che è un eroismo che finisce anche per svilire certe cose. Cioè, immagina un ragazzo che pensa che l'antifascismo, i partigiani siano stati simili che ne so, appunto, a Zorro, a quelli che vedono propaganda live, quindi erano così antifascisti. E questo per me vuol dire anche far pensare che il fascismo sia stata una passeggiata. Cioè, se il regime fascista è simile al governo in democrazia della Meloni, cioè, il dramma dove sta? Cioè, allora, alla fine, questi 20 anni di dittatura, uno può pensare che è una cosa simile a quella da adesso. Questo significa svilire cosa è stata quella dittatura. Questo che ci stai dicendo è molto interessante, perché seguendo il tuo discorso si emerge come l'antifascismo dei like sia un'offesa alle vittime del fascismo vero, sostanzialmente, no? Sì. Guarda, io ti racconto una cosa. Nel 1986, era gennaio, io vado a fare un viaggio in Ungheria.
Sì. E ti dico anche che ero un radicale, però pensavo che siamo anche vagamente di sinistra da quel punto di vista, e ancora pensavo in qualche modo che la rivoluzione comunista avesse dei connotati di libertà. C'avevo 18 anni, quindi vado a Budapest Certo. e comincio, a un certo punto cambio dei soldi al nero con un ragazzo più o meno, cioè, ha avuto qualche anno più di me. Io do le lire, mi cambia i soldi, a un certo punto arriva la polizia ungherese, comunista, del governo comunista in Ungheria. A me praticamente mi lasciano andare, riesco a scappare. Prendono questo ragazzo, lo portano dentro una specie di camionetta con più posti, e io da lontano vedo questo ragazzo che viene preso a pugni e calci là dentro. Accidenti. Per me è stata una cosa, cioè, proprio illuminante da una parte e tremenda dall'altra. Cioè, ho pensato che esiste un posto nel mondo dove qualcuno ti può prendere e ti può massacrare di botte. E questo mi ha fatto cambiare un po' anche la visione del mondo. Quello che voglio dire è che per chi ha vissuto nei paesi oltre Cortina, è gente che ha vissuto sotto una dittatura. E è diverso vivere sotto una dittatura che vivere con tutti i suoi difetti, crescere con tutti i suoi difetti, contestandoli magari, in un paese con un governo democristiano. Sì, E io, che a 18 anni pensavo sinceramente che l'androttismo mi faceva schifo, perché sono cresciuto in un paesino di 3.000 abitanti dove tutti erano democristiani, prendevano la pensione, anche se non ne avevano diritto, dove c'era clientelismo. Io mi ribellavo a quella cosa, però crescendo ho capito che con tutti i difetti che poteva avere quel mondo, io ero libero. Dall'altra parte la libertà non c'era. Diciamo che una differenza ontologica, direbbero quelli che parlano bene. Sì. Volevo chiederti, mi ha molto colpito una cosa che tu hai scritto nel primo commento che hai dedicato a Più Liberi, non quello pubblicato oggi sul giornale, quando descrivi, diciamo, l'impalcatura dell'editore Passaggio al Bosco, di cui tu stradifendi la legittimità della presenza alla fiera e di pubblicare i suoi libri, quindi come abbiamo detto fino a qui, a un certo punto per descriverlo dici cose che non sopportano: la democrazia, i liberali, l'Occidente venduto al mercato e il capitalismo. Se li guardi un po' da lontano rischi di confonderli con i loro accusatori. Questo cortocircuito secondo me è meraviglioso e indicativo, ce lo vuoi sviscerare? Sì, Giovanni, io mi rendo conto che alla fine faccio anche fatica a vedere le differenze tra l'una e l'altra parte, e non è neanche poi così imprevedibile la cosa. In fin dei conti il fascismo nasce da sinistra. Certo. Anche fin nella biografia di Mussolini. Sì, allora, il grande nemico di tutti questi intellettuali di destra e di sinistra è appunto l'Occidente come adesso. L'Occidente che è considerato il principio dei mali, perché l'Occidente è capitalismo, quindi e quanta gente senti dire che il capitalismo è il male dell'umanità, che ha distrutto le vite delle persone. Che uno può anche dire: guarda, io sono d'accordo con te, non mi piacciono tante cose del capitalismo, vorrei una società più equa, vorrei un mondo dove non ci siano sfruttati e sfruttatori, però mi devi dare anche un'alternativa, e finora qualsiasi alternativa è stata peggiore. A me non piace totalmente la società di mercato, perché anch'io ogni tanto ne vedo le storture,
Però ha una cosa bella il capitalismo, che dentro il capitalismo c'è anche il sindacato, le lotte per i diritti individuali, le lotte per i diritti civili, le lotte per l'emancipazione della donna. Andiamo a vedere tutta la storia della civiltà occidentale e del capitalismo, che non comincia semplicemente nella Manchester del Settecento, ma comincia anche prima, nei comuni italiani del Trecento. Vediamo tutto questo viaggio e tutte le sue storture, ma dentro quel viaggio ci sono anche gli anticorpi. Il modello che propongono altri è un modello in cui non c'è libertà individuale, dove non c'è libertà civile, dove se tu hai delle opinioni differenti finisci in carcere, dove se sei un omosessuale vieni messo a rogo. Qual è questo modello alternativo al capitalismo? Dov'è questa società dove non ci sono classi e tutti sono liberi? Dove è stata mai realizzata? Però sia a destra che a sinistra c'è il desiderio di dire immagino un'utopia diversa, un mondo migliore. Quell'utopia finora è stata sempre totalitaria. Diciamo che ha portato storicamente o al lager o al gulag, sostanzialmente. O al lager o al gulag, esattamente. Però, come dire, girando in chiave ottimistica questo tuo ragionamento, mi viene da chiederti, non è anche una grande vittoria della società aperta il fatto che a più liberi ci sia lo stand di Passaggio al Bosco e pochi metri più vicino lo stand di quella casa editrice che pubblica Stalin? Cioè alla fine è la sconfitta dei totalitarismi e la vittoria della società aperta, o no? Sì, questo è vero, perché poi, come tu hai detto all'inizio, questa è anche una bolla da spettacolo. Cioè, alla fine stiamo ragionando di una fiera del libro dove qualcuno ha messo un libro che puzza e qualcun altro ha messo un altro libro che puzza. Il dramma, anche qui noi stiamo parlando di una cosa che non è drammatica, però può dare fastidio perché l'aspetto urticante è avere delle persone che ogni giorno si svegliano per dare lezioni morali a qualcun altro. Allora io quindi nella mia vita ho due paure, le lezioni morali del collettivo e del gruppetto che pensa di essere tutta l'umanità e le lezioni morali dello Stato. Sono due cose che a me preoccupano e fanno paura. Poi per fortuna ti svegli la mattina e ancora non c'è nessuno che ti rompe realmente le scatole più di tanto, anche se poi può accadere che lo stesso Stato comincia a sussurrarti nell'orecchio, guarda, se tu sei diabetico, come lo so io, e non stai attento a mangiare dolci, noi lo sappiamo, magari un giorno potremmo decidere di non curarti perché non sei stato abbastanza attento alla tua salute. Poi ti dicono se fumi, io ho smesso di fumare, ma se sei un fumatore forse è meglio che, non è detto che io ti pago le cure. E questi discorsi che sembrano da romanzo distopico, io comincio a sentirli sempre più spesso. Quindi sono felice di vivere ancora in un mondo in cui nessuno mi rompe le scatole seriamente, però scusa la preoccupazione, certe parole mi preoccupano perché poi sono le parole che sembrano più innocue e nascoste, quelle che aprono delle profondità da cui si inseriscono i demoni del totalitarismo. No, quando certo. non te ne accorgi. Ci sono dei segnali molto inquietanti, cioè la stessa idea che ha espresso ieri Christian Raimo, per cui ci sono delle idee rispetto a cui bisogna mettere un confine democratico e queste idee non possono essere espresse. Non so come l'hai recepita tu, ma è veramente orwelliana. Infatti è molto orwelliana ed è
dà una qualcosa. Il primo emendamento di cui parlavo prima ha una funzione, anche quella di tutelare le idee più raccapriccianti. Perché? Perché dici io difendo tutte le libertà di espressione, perché se comincio a indicarne alcune che non si possono esprimere, poi qualcuno arriverà e comincerà anche a mettere il bavaglio a idee che semplicemente non sono di massa, idee che non sono consuete. Quello è il senso di quel primo emendamento. Io tutelo persino le idee più urticanti per proteggere in maniera assoluta tutte le altre idee. Io quindi difendo le idee di chi odora di nazismo, perché ho paura che Raimo un giorno possa dire: ma questa cosa che è scritto non è adeguata rispetto al pensiero del collettivo. E tra l'altro temo che non veda l'ora di farlo, ma questa è una mia illazione. Poi lo conosco anche Cristian, quindi diciamo, nella vita normale è diverso dal personaggio che appare quando si apre un salone del libro, o almeno spero per lui. Sì, perché poi, come ci hai detto tu, c'è anche questa componente di spettacolo, spettacolino, insomma, insita in queste manifestazioni, insomma. Caro Vittorio, ti ringrazio molto di essere stato con noi. Ma grazie a te, Giovanni, spero che non ho annoiato i radioascoltatori. No, direi proprio di no, e comunque è stata una chiacchierata nel senso autentico del termine. Vero, verissimo. A presto. Buona giornata e buon lavoro. Sono qua, grazie. Ciao Vittorio. Ciao.